Allora, chiacchieravamo fuori onda con la vicepresidente, nonché presidente di Venezia, di Consum Veneto e tra qualche ora presidente regionale Jacqueline Tempolin. Allora, come proteggere i propri dati personali è importante perché non c'è bene la consapevolezza, soprattutto da chi non ha dimestichezza, di perché sono così importanti questi dati personali. Beh, i dati personali allora, vanno protetti nel senso che non devono essere riferiti, o i propri dati personali non devono essere dati ad altri, va bene? Nel senso che sono i dati con i quali poi io posso accedere a tutto quello che riguarda la mia identità, non solo personale ma anche finanziaria, per cui li devo proteggere come? Prima di tutto con delle password che devono essere delle password serie, robuste, difficilmente identificabili, quindi evitate la data di nascita, evitate il nome e cognome seguito da magari un numerino piuttosto che un simbolo, una chiocciola, eccetera, eccetera, perché sono facilmente identificabili. Quindi devono essere delle password un po' più costruite, importanti, sostanziose e robuste. Questo è l'unico modo per cercare di fare in modo che non vengano carpiti i propri dati. Dopodiché sappiate che dovete avere la diligenza del buon padre di famiglia, nel senso che sono i vostri dati e i vostri dati li dovete conservare. Certo. E anche il discorso relativamente ai codici fiscali, tutte queste cose qua, perché invece vengono richiesti talmente tante volte che uno dice ma che senso ha la riservatezza se lo sanno ormai tutti effettivamente, no? E quindi la tutela anche dei dati sanitari, c'è un grosso punto di domanda per alcune persone. È verissimo. Un attimo solo, c'è un messaggio: ho scaricato un antivirus gratuito e periodicamente mi arrivano aggiornamenti da scaricare a pagamento e purtroppo in un paio di volte mi hanno addebitato l'aggiornamento, probabilmente ho cliccato in punti sbagliati, state attenti. Allora, questo dell'antivirus è una, chiamiamola truffa, che è sovente online, ovvero propongono un antivirus che è gratuito per magari un tot di giorni o comunque nulla è gratis, nulla è gratis, o comunque ad un prezzo che è molto molto basso. Dopodiché, scattati i giorni, chiamiamoli così, di prova, arriva il vero e proprio contratto per cui c'è il pagamento mensile dell'antivirus. Ma bisogna firmare questo contratto oppure No, semplice perché ci si clicca sopra, si dà il consenso e tutto. magari con la carta di credito si danno i dati della carta, per cui poi i pagamenti partono. Allora in questo caso la cosa migliore da fare è prima redigere un reclamo, inviare un reclamo alla società, chiudere il contratto, chiedere la chiusura del contratto senza nessuna spesa e se possibile anche la refusione di quello che è stato pagato fino in quel momento perché il contratto è stato carpito con l'inganno. Certo, ecco, ne abbiamo parlato appunto di truffa online, cioè a chi fare la denuncia? Allora, quindi cosa bisogna fare? Nel momento in cui ci sono delle truffe online, oddio, se è una società, scrivere direttamente alla società, redigendo un reclamo, scrivendo insomma che è stato un tentativo o comunque il contratto è stato carpito con l'inganno. Nell'eventualità il contratto, il reclamo non vada a buon fine, la cosa migliore è quella di rivolgersi alle forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri o la polizia postale per quanto riguarda le truffe online soprattutto. No? Polizia postale quindi, sì. Contattarli via mail? Via mail oppure dirigersi allo sportello direttamente in loco. Certo. Sappiamo che la polizia postale qui insomma, nella nostra zona, nella zona del Veneziano ad esempio a Mestre, credo che qui a Padova ci sia anche qui certo, quindi basta informarsi. Oppure un'associazione di consumatori. L'associazione di consumatori assolutamente sì, l'associazione di consumatori nel momento in cui non ci sia la possibilità o magari la persona non sia in grado o comunque non si senta sicuro nel redigere il reclamo, ma anche poi per il susseguirsi eventualmente della controversia, perché magari con il reclamo la controversia non si risolve, per cui magari dobbiamo rivolgerci magari all'ABF, all'arbitrario bancario
domani finanziario per quanto riguarda i contenziosi bancari o finanziari, o comunque insomma, altri portali, altre società per quanto riguarda magari altre Certo. truffe, se riguardano la telefonia piuttosto che l'energia o l'economia, eccetera, eccetera. Però se una persona si ritiene truffata, che si rivolga prima di tutto alle forze dell'ordine. Che è la cosa fondamentale. Ecco, come riconoscere il fatto che si possa essere stati truffati? Perché poi ci sono persone che un po' per leggerezza, un po' perché si vergognano, un po' perché non sanno cos'è, non se ne accorgono se non troppo tardi. Esatto. Allora, che io me ne accorga nel momento in cui è accaduto, o comunque che me ne accorga anche più tardi, l'importante comunque è quello sempre di segnalare, perché la segnalazione è fondamentale, perché altrimenti se io non segnalo reitero esatto, questo comportamento, ma anche da parte del soggetto, insomma del consumatore, sembra che comunque abbia, o comunque aver accettato anche il contratto, sebbene sia stato carpito. Per cui prima si segnala, meglio è. Vero è che molte persone si rendono conto di essere state truffate, può scattare anche il fatto di, per vergogna, di non rivolgersi a un'associazione piuttosto che anche a un familiare per insomma, raccontare l'accaduto. Segnalatelo assolutamente. Quindi va fatta la Va segnalazione. assolutamente fatta la segnalazione. Poi magari i tempi saranno più prolissi, più Certo, lunghi, però almeno. però cioè, la soluzione del problema assolutamente c'è. L'anti-spamming, mi rifaccio un po' al discorso anche del messaggio, che è arrivato un altro messaggio. Vorrei fare i miei complimenti alla nuova presidente dell'associazione, molto competente e elegante, vi seguo sempre, grazie, sono Grazie. Franca di Soave. Gentilissimo. Ecco, vi faccio anche noi i complimenti. Bene. E peraltro avete un periodo molto intenso questo. Sì, è molto molto intenso, soprattutto perché ci siamo già viste, abbiamo già parlato, abbiamo già avuto insomma modo di parlarne assieme io e te. Il periodo storico, economico e sociale è molto difficile. C'è veramente un periodo in cui le persone sono soggette a una serie a bombardamenti continui da parte insomma, del mondo del consumo, no? Dell'economia, Sì, infatti è vero. per cui del mercato, e le persone magari non sempre sono anche pronte a ricevere un numero così grande di informazioni, E di pubblicità sollecitazioni, e di secondo me, sollecitazioni da infatti. parte del mondo del consumo, no, del mercato, per cui si trovano molto spesso impreparate, perché è un mare magnum. Infatti. Una volta, un tempo eravamo abituati, ma fino a pochi anni fa comunque, che vi erano poche società sicure, affidabili, o comunque l'utente si sentiva anche, si fidava o comunque si sentiva garantito. Esatto, oggi no. Infatti, ci sono maggiori tutele dall'Europa, quindi in recepimento di direttive recenti, nuove leggi che danno Allora, dal qualche... punto di vista europeo ci sono delle nuove direttive a cui anche noi ci stiamo comunque conformando. Il problema qual è? Che sebbene ci siano queste direttive, siamo noi utenti che dobbiamo imparare a sopravvivere, e dico sopravvivere, ok? Perché dobbiamo imparare ad educarci. La mission, la policy delle associazioni di consumatori non è quella di risolvere il problema nel momento in cui sorge e l'utente... no, impossibile risolverli tutti questi E problemi. non è sempre possibile risolverli tutti. La nostra mission è proprio quella di educare il consumatore a un consumerismo responsabile. Infatti, cioè stare molto Perché attenti. muoversi nel mondo del consumo adesso non è così semplice come un tempo. Certo, ecco, io prima accennavo al discorso dell'intelligenza artificiale Sì. che può trarre in inganno moltissime persone, perché addirittura si possono emulare identità di persone conosciute, voci, si può fare di tutto e di più. Questo deve spaventare, perché se uno è spaventato sta attento, se non si spaventa e tanta dimestichezza ci casca, e come si diceva fuori onda ci si può rimettere tantissimi soldi, Tantissimi ma non soldi, solo. ma non solo.
Buongiorno Elena, meno male che ci siete voi che date spazio e consigli per evitare le truffe online. L'altro giorno al mattino su un noto canale nazionale ne hanno parlato per solo 5 minuti e neanche. Grazie. Allora, come fare? È anche la mission di Elena questa. Sì, esatto. Convocarvi a esprimervi il più possibile. Assolutamente. Intelligenza artificiale, voce che sembra la stessa, anche lì. Cosa si può fare? Anche lì. Allora, io durante una conferenza che abbiamo avuto con una CISL, insomma, Adiconsum, CISL e la FIRST, che è la categoria che segue i bancari. I bancari, giusto. L'intelligenza artificiale, abbiamo proprio parlato anche di questo tema e io l'ho definita la deficienza artificiale. Perché? Perché noi siamo abituati comunque ad interagire con degli esseri umani che hanno comunque non solo un'attività cognitiva, ma anche hanno dei sentimenti, no? Quindi, cosa che l'intelligenza artificiale non ha. Qual è il problema dell'intelligenza artificiale? La domanda che io pongo. Ricordiamoci che è un computer. Quindi riuscire a porre delle domande da domande metterle in crisi. Le domande devono essere il più specifiche possibile, i termini devono essere corretti, perché io posso anche fraintendere, perché sono un essere umano, quindi posso cogliere anche la sbavatura, le sfumature, ma l'intelligenza artificiale no, se dico A è A. Infatti è vero. Se io dico A intendendo B, non è la stessa cosa. Quindi quando si viene interpellati anche telefonicamente o qualsiasi modo e si pensa che sia un interlocutore reale, quando fa domande relative a investimenti, soldi, quant'altro, o chiedere un aiuto, perché adesso poi chiedono anche un aiuto, mandami dei soldi, eccetera, fare delle domande personalissime per essere sicuri ad esempio, dell'identità. adesso se noi, penso che possa essere successo anche a te, se io ho un problema con una compagnia telefonica, perché adesso soprattutto le compagnie telefoniche hanno i famosi totem, cioè io telefono al numero verde, non mi risponde un operatore fisico, ma c'è il totem, certo. Quindi c'è insomma dall'altra parte un computer che risponde alle mie domande. Le domande sono 4-5, se io ne faccio una diversa o comunque che esula, che va al di là della competenza, non c'è la risposta. La risposta non c'è, mi rimandano, clicca uno e si ricomincia da capo. Quindi anche là la puntualità delle domande per verificare con il nostro interlocutore. Assolutamente. Jacqueline Temporin, grazie mille, il tempo è volato, dovremmo dedicare ancora del tempo a questo, perché poi anche i nostri telespettatori giustamente hanno anche l'esigenza di avere delle risposte, più passa il tempo più purtroppo ci sono queste istanze. Buon lavoro, auguroni per un buon Natale a tutti quanti voi, dello staff di Adiconsum naturalmente. Se posso fare, ricordatevi, se siete in difficoltà, rivolgetevi all'associazione di consumatori, ma anche per un consiglio. Non è una vergogna, assolutamente. Assolutamente no. Siamo presenti in tutto il territorio. Se c'è qualsiasi problema, anche rivolgete all'associazione di consumatori. Perfetto, grazie mille, grazie a voi di averci seguito, scriveteci, ma comunque soprattutto scrivete all'Associazione Consumatori, prendete un appuntamento e andate direttamente. Buon proseguimento, a presto. Grazie.